Una realtà scolastica inserita nel cuore della città, fornita di ampi locali, una palestra e numerosi laboratori, che dopo 10 anni sarà trasformata in un istituto moderno e funzionale. Si tratta della Scuola Media Castagnolo di Agrigento, diretta da Maria Giovanna Cassaro, che sarà interessata a lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di ristrutturazione, ed il cui progetto è stato illustrato stamane alla presenza del sindaco Marco Zambuto. È finalmente un progetto che abbiamo costruito in questi anni sul recupero della palestra della Scuola Castagnolo, palestra della Scuola Castagnolo chiusa da più di 10 anni. Abbiamo avuto il finanziamento proprio qualche giorno fa, la comunicazione del finanziamento, e la gara partirà a giorni. È un finanziamento di 1.200.000 euro circa, appunto è relativo al ripristino funzionale della palestra Castagnolo, e quindi sarà a servizio non soltanto della Scuola Castagnolo, ma sarà a servizio di un quartiere assolutamente popolato e significativo della nostra città, per ritornare, ecco, anche alle associazioni sportive. È un momento in cui finalmente ci possiamo riappropriare anche di questa struttura assolutamente significativa della nostra città. Il progetto che tipo di interventi prevede? Allora, il progetto prevede interventi sul corpo della palestra che porteranno alla fruizione della palestra, quindi la sistemazione del tetto, che attualmente è un tetto in cui ci sono, diciamo, delle componenti anche di amianto cementizio, e quindi che va completamente risanato, la pavimentazione della palestra, gli infissi, il prospetto, i servizi igienici sia per i soggetti normalmente abili che quelli diversamente abili, quindi la restituzione della palestra alla collettività, non solo alla scuola ma a tutto il quartiere. E poi interventi di risanamento di tutto il plesso, quindi del corpo centrale, con il rifacimento di tutto il prospetto, degli infissi esterni e l'allontanamento delle acque meteoriche che attualmente determinano delle infiltrazioni al piano seminterrato, ove inaugureremo presto il teatro della scuola. Finalmente dopo 10 anni l'istituto ritornerà ad essere adeguato e a divenire una scuola aperta e fruibile per tutti i ragazzi. Sì, straordinaria questa cosa, perché è una scuola che ha una posizione meravigliosa ad Agrigento, di facile accesso, e quindi il fatto che sia così ricca di possibilità, laboratori, strutture, spazi, dà speranza, insomma, che ci si impegni per i giovani, che è la cosa più importante.